L'elicottero sorvola la cittadella commerciale cinese nella zona industriale di Padova. All'alba è scattato il maxi controllo interforze al centro ingrosso Cina. Una ventina le attività perlustrate su ordine della procura. 150 uomini tra carabinieri, polizia, vigili del fuoco, polizia municipale e guardia di finanza hanno fatto irruzioni in 3 capannoni, 3 negozi di prodotti cinesi. Ma la sorpresa è stata trovare 4 appartamenti realizzati in un'intercapedine ricavata con delle pareti in cartongesso, un accesso piccolo e nascosto che garantiva il passaggio diretto dai negozi alle abitazioni abusive. Ecco cosa c'era all'interno. Nelle stanze anche un lettino per massaggi, garze da infermeria, una cucina attrezzata. Qui ci vivevano 11 persone, tra cui una coppia con un bimbo di 6 mesi. I 4 appartamenti sono stati sequestrati, trovato un ragazzo cinese clandestino, mentre un connazionale 62enne è stato denunciato perché affittava abusivamente le stanze. Durante il controllo è stato trovato all'interno del centro culturale un posto adibito ad asilo con banchi e disegni alle pareti. Dalla Camera di Commercio il plauso per il blitz nei padiglioni cinesi, un'iniziativa a difesa dei commercianti onesti, ha detto il presidente Fernando Ziglio. Soddisfazione espressa anche dal governatore del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Padova. Mandi un messaggio un po' a tutti, le regole dobbiamo rispettarli tutti, non esistono comunità che possono sottrarsi e tutte sono ben accolte però nel rispetto della legge.